Auto rottamate ma non cancellate dal PRA, multa record per un autodemolitore di zero branco, è la più eclatante delle irregolarità riscontrate dalla Polstrada di Treviso in controlli nel settore auto. Blitz all'alba della compagnia dei carabinieri di Conegliano, sgominata banda di nigeriani che spacciava in pieno centro oltre 300 grammi di cocaina sequestrata per un giro d'affari di 100.000 euro. La questione autonomia infiamma il dibattito politico, il governatore Zaia al ritorno da Roma ribadisce nessuno spacca Italia, è combattere gli sprechi e sui tempi percorso tracciato si deve andare avanti. Intanto a Santa Lucia di Piave la singolare iniziativa del sindaco che invita tutti ad esporre la bandiera del Veneto sui balconi, offrendo di pagare a tutti il gonfalone. Crescita in preoccupante frenata per l'industria a Padova e Treviso, l'attacco degli imprenditori di Assindustria Veneto Centro al governo. Le temperature record dei giorni scorsi nella Marca sono scese ma restano ancora sopra i livelli medi storici nel weekend. Occhio anche alle nebbie, le previsioni del nostro esperto, il generale Iannicelli. In aprile Chuck di Paolo Sorrentino a Nervesa della battaglia per le riprese di The New Pope e nei prossimi giorni a Treviso casting per 400 imprese. Buonasera dall'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, auto rottamate ma non cancellate dal PRA. È davvero da record la multa che è stata comminata ad un'autodemolizione di zero branco, ben 700.000 euro. E questa la più eclatante delle irregolarità che sono state riscontrate dalla Polizia Stradale di Treviso in una serie di controlli ad attività legate al mondo dell'auto. Sentiamo. Contachilometri taroccati su veicoli usati in vendita in autosaloni della Marca o auto rottamate in demolizioni che si dimenticavano di cancellarle dal PRA o ancora un'officina meccanica abusiva sono alcune delle irregolarità riscontrate dalla Polizia Stradale di Treviso, impegnata dall'inizio dell'anno in una serie di controlli su attività che gravitano intorno al mondo dei veicoli, autofficine, carrozzerie, rivendite di veicoli, autonoleggi, autorimesse, gommisti. In particolare ad un'autodemolizione di zero branco sono state contestate violazioni amministrative per 700.000 euro. Ha una sanzione che viene applicata in ogni caso di mancata cancellazione del veicolo, e lei può immaginare che in un demolitore che tratta centinaia e centinaia di veicoli quotidianamente, ovviamente gli importi di queste sanzioni diventano veramente enormi. Con l'aggravante che gli ignari ex proprietari dei veicoli rottamati ma non cancellati dal PRA rischiano di vedersi arrivare, magari 10 anni dopo, la richiesta di pagamento del bollo auto, dato che ufficialmente la vettura risulta circolante e a loro intestata. Spetta dunque al proprietario, in realtà ex, dimostrare la rottamazione. Rischiano anche di dover comunque perdere sicuramente tempo e forse anche denaro per dover dimostrare che in realtà erano perfettamente in regola. Altre irregolarità sono state riscontrate ad un demolitore di Gorgo al Monticano, al quale sono state contestate violazioni per oltre 1.500 euro. Abbastanza diffuso anche il fenomeno del ritocco al ribasso del contachilometri. In particolare in un salone di paese erano esposte 4 auto di alta gamma, proposte peraltro anche online, che presentavano sul cruscotto, così come sulla tabella esposta e sul sito, un chilometraggio abbondantemente inferiore rispetto a quello di fatto percorso dalle auto. I veicoli sono stati sequestrati ed il titolare denunciato per truffa aggravata. Anche in questo caso le conseguenze ricadono sugli ignari acquirenti, non solo per la truffa ma anche sul fronte della sicurezza. Perché questi veicoli gli vengono tolti alle volte 100.000, 150.000, 200.000 chilometri. Questo significa che sono veicoli che hanno assolutamente bisogno di manutenzioni anche importanti, e gli ignari acquirenti non lo sanno e circolano con veicoli che possono diventare estremamente pericolosi. Traffico di cocaina, 6 arresti a Conegliano, sgominato un giro d'affari da 100.000 euro. Sentiamo. Sgominata dai carabinieri di Conegliano una banda di cittadini nigeriani che spacciava di giorno e di notte nel centro storico della città del Cima. L'indagine coinvolge 6 nigeriani, tutti regolari e residenti in città.
Il blitz delle forze dell'ordine è finito alle prime luci dell'alba. I militari hanno arrestato il leader della banda di spacciatori, un 33enne che in passato era già finito in cella sempre per droga. In carcere anche 2 pusher di 38 e 28 anni con precedenti alle spalle. È scattato invece l'obbligo di firma per un 32enne, anche lui pusher ma senza nessun precedente penale alle spalle. Nei guai anche una coppia, una donna di 49 anni è finita agli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Il marito di 54 anni ha l'obbligo di firma. I due avevano il ruolo di ripulire il denaro dello spaccio attraverso trasferimenti di somme in Nigeria mediante delle carte di credito prepagate. Siamo stati in grado di documentare che parte del denaro veniva reinvestito per l'acquisto di altra sostanza stupefacente e parte poi invece mandato presso i loro parenti nel paese d'origine. Nell'ambito dell'indagine sono state sequestrate complessivamente dosi per un totale di 330 grammi di cocaina e ben 37 ovuli di polvere bianca che erano in possesso a 4 cittadini nigeriani che furono arrestati nel luglio del 2018 e avevano il ruolo di fornitori della banda che non ha comunque mai, riferiscono i carabinieri, avuto problemi di approvvigionamento. Gli investigatori hanno accertato ben 385 cessioni di dosi nei mesi tra aprile e maggio del 2018 a 133 clienti che sono stati identificati, in maggioranza cittadini di Conegliano ma anche provenienti da Belluno e Pordenone. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato 95.000 euro. Le dosi di cocaina venivano cedute ad un costo che variava all'incirca tra gli 80 e i 100 euro. I pusher raggiungevano dopo una telefonata i clienti in bicicletta. Sì, le cessioni avevano una caratteristica, quelle che avevano una certa velocità, avveniva il contatto e subito la cessione delle stupefacente o al volo nelle vie meno trafficate oppure salendo a bordo sull'autovettura degli acquirenti. La politica ora con la questione autonomia che continua ad infiammare il dibattito tra accelerate frenate e polemiche. Il governatore Zaia, al ritorno da Roma, ribadisce è una lotta agli sprechi che anche la gente del Sud dovrebbe volere. Non ha paura di venire ricordato come quello che ha spaccato l'Italia. Ma no, perché questo non è lo spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, non è tutto quel mare di scemenze che si leggono, ma è la visione di modernità di un paese. Esattamente quello che accade in Germania, che accade negli Stati Uniti, che accade in Svizzera, che accade in Gran Bretagna. Se dopo qualcuno ha come modello la Grecia e non gli Stati Uniti, questo è un altro problema. L'irrinunciabile partita è nelle buone mani di Matteo Salvini. Al ritorno da Roma Luca Zaia ribadisce e garantisce si va avanti in ogni caso nonostante gli ostacoli che fanno slittare i tempi e arrabbiare i veneti. Tutto questo mentre proprio da Roma arriva il nuovo attacco, l'appello lanciato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, un cartello di forze politiche, sociali e sindacali contro l'autonomia che distruggerebbe l'unità nazionale e l'uguaglianza dei diritti. Zaia le rimanda al mittente, così come il timore di una deriva egoistica fatto intendere dal numero 1 dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. E il fatto di temere derive egoistiche o che ci siano disparità è ragionevole e posso capire anche umanamente comprensibile. Leggendo poi il progetto si capisce che non è così, ma del resto lo sa benissimo anche il dottor Cantone che stiamo parlando di un progetto che è previsto dalla Costituzione. Ma c'è soprattutto quel Sud che secondo il numero 1 di Palazzo Balbi non è rappresentato dalle istituzioni che attaccano continuamente l'autonomia. C'è una foresta che cresce al Sud che è con noi, che c'è una foresta di cittadini che non ha oggi voce, gli sprechi della Sicilia che ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una. Noi abbiamo gli stessi abitanti della Sicilia, la Sicilia ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una, i 22.000 forestali della Sicilia e i 400 del Veneto. Dico che gli sprechi di una regione come la Sicilia non sono un danno per il Veneto, non sono un danno per la Lombardia, ma sono un danno per i cittadini siciliani. Intanto però c'è un rapporto schizofrenico con gli alleati di governo e quella parte del Movimento 5 Stelle che tira il freno a mano. Ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. E i tempi che si dilatano, Salvini giura si chiude la partita prima delle europee, ma in pochi ci credono. Zaia si mantiene cautamente ottimista indicando comunque il 2019 come anno chiave e lanciando un segnale sibillino che tanto sibillino non è. Eviterei
di dare date, perché poi le date non competono a me, visto considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori. E in tema di autonomia del Veneto, singolare l'iniziativa del sindaco di Santa Lucia di Piave, Zumski, che sintetizza con uno slogan: voi mettete il balcone che la bandiera la metto io. Sentiamo. Questa lettera aperta è da mezzogiorno di oggi sul sito del Comune. Con questa comunicazione il sindaco Riccardo Zumski vuole ricordare non solo che oggi, dai tempi della Serenissima, i veneti festeggiano il loro Capodanno, ma che questo non può prescindere dalla lotta per l'autonomia che si va sempre più intensa. E allora, per ricordare il primo e dare sostegno alla seconda, Zumski ha deciso di regalare di tasca sua, ci tiene a sottolinearlo, la bandiera del Veneto a tutti coloro che andranno in municipio a ritirarla. Io offro le bandiere della Serenissima, le bandiere del Veneto, della nostra gloriosa storia. I cittadini le appendano ai balconi. E il leone mette me, e il balcone mettevo vi altri. Diamo un segnale che ci crediamo veramente, cominciando a addobbare le nostre case con il leone della Serenissima, il glorioso gonfalone che significa la nostra storia e le nostre aspirazioni soprattutto, perché non ci regala niente nessuno se non ci mettiamo tutti qualcosa di nostro. Diffusi da Assindustria Veneto Centro i dati sull'ultimo trimestre del 2018, crescita in frenata, ed il presidente Massimo Finco si rivolge al governo. Gli ultimi numeri dell'industria dovrebbero allarmare, invece si parla di congelare un'opera imprescindibile per tutto il paese e rinviare decisioni attese come l'autonomia. A tal proposito il commento di Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico. Sentiamo. Ha sentito il grido d'allarme di Assindustria Centro Veneto? Sì, è chiaro, i dati questo dicono e già ne avevamo tutte le avvisaglie. Se non siamo in recessione ci stiamo avvicinando, è un dato sconfortante, e allora bisogna ripartire da un presupposto fisso, secondo me, che è quello di far ripartire le opere che abbiamo in maniera scriteriata bloccato. Ma non c'è solo la TAV in giro per l'Italia, c'è anche il quadruplicamento della tratta da Brescia a Vicenza, in cui un componente del Movimento 5 Stelle si è intestato un frammento di terreno per bloccare i lavori che porterebbero più sviluppo a questa regione, e tra l'altro facendo trasportare su ferro e quindi anche producendo meno inquinamento. Un guardare al futuro in maniera scriteriata. Ripartiamo da fare le opere e farle bene, perché producono economia che a quel punto produce ricchezza che può essere ridistribuita. Se non si produce ricchezza non si ridistribuisce la ricchezza per nessuno. Vivremo solo di sussidi che non producono nulla. La cronaca, ladri in azione la scorsa notte alla nuova rivendita di auto di Vittorio Veneto, automobili di via Rizzera. Sparita tra le macchine in mostra anche una potente Audi RS3, ma non solo, i ladri sono riusciti ad entrare negli uffici dopo aver rotto la centralina della sorveglianza e una volta all'interno, molto probabilmente tra le 2 e le 6 della notte, hanno trovato qualche migliaio di euro in contanti in una cassaforte, ma anche le chiavi della vettura con la quale si sono allontanati dopo aver caricato pure un computer ed una macchina fotografica. Angoscia finita per i familiari del 26enne filippino scomparso pochi giorni dopo l'arrivo nella Marca, dove aveva trovato lavoro in un ristorante di San Biagio. Il giovane è stato ritrovato a Roma. Signor Nicola, sono il padre del ragazzo, sì. Voglio dire che lui è già trovato a Roma. Ore 22 di giovedì 28 febbraio, con la voce rotta dall'emozione, Calixto, il padre di Alex, il ragazzo scomparso da una settimana, ci comunica al telefono che suo figlio è stato ritrovato a Roma e sta bene. Sta a Roma, però lui già parlato, però io non lo so come è successo. È andata così, l'importante è trovato. Dopo la grande preoccupazione, la famiglia del giovane Alex Abraham Aliduan ha finalmente potuto riabbracciare il figlio. Il 26enne di origine filippina era sparito da casa lo scorso 22 febbraio dopo essersi trasferito solo da alcuni giorni nel comune di San Biagio di Callalta per lavorare in un ristorante.
Venerdì 22 febbraio, dopo aver sentito la madre al telefono, il giovane era uscito dall'appartamento in cui si era stabilito con altri connazionali, ma da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Alex aveva detto alla madre che aveva intenzione di tornare a Roma, ma da quel momento non si era più fatto sentire. L'allarme era scattato la mattina di sabato 23 febbraio, quando il 26enne non si era presentato al lavoro presso il ristorante di San Biagio di Callalta. Ieri sera Alex è finalmente tornato a casa sano e salvo. Torniamo adesso alla guerra al prosecco dell'asilo di San Giacomo di Veglia. Dopo le decisioni del sindaco e la votazione in consiglio, critiche dall'opposizione su come il comune abbia trattato l'intera vicenda. Sentiamo. Una storia che poteva finire subito e che invece ora rischia di trascinarsi all'infinito. È la critica mossa dalle opposizioni in Consiglio Comunale a Vittorio Veneto sulla guerra al prosecco dichiarata dai genitori dei bambini che frequentano l'asilo di San Giacomo di Veglia. Bersaglio delle polemiche, manco a dirlo, il sindaco Roberto Tonon. Si trattava di allontanare un vigneto dall'asilo di San Giacomo. Lo potevo fare tranquillamente con un'ordinanza, perché l'ordinanza del sindaco, essendo il responsabile sanitario della città, lo poteva fare tranquillamente e fare sì che il proprietario potesse stare a 20-30 metri anziché i 10, senza fare una modifica del regolamento di polizia rurale che va a danneggiare anche altre aree che magari non sono interessate per niente. Strada lunga, tortuosa e che adesso ha innescato un contenzioso legale dei tempi biblici, secondo Darè, pungente nei confronti del sindaco anche sul fronte del paventato scambio dei terreni con quelli dell'ex eliporto. Uno scambio che non è fattibile perché l'area ex eliporto è a tutti gli effetti del demanio militare, non è del comune di Vittorio Veneto, quindi non si possono scambiare cose che non si hanno. Ma la critica più feroce Darè la riserva il colpo di mano con la piantumazione delle barbatelle in barba, ironizza Darè, al sindaco e le sue decisioni. Ha preso la cosa secondo noi con superficialità. Se lei fosse stato sindaco e dopo aver mandato l'ordinanza avesse visto che le barbatelle le mettevano giù lo stesso, cosa avrebbe fatto? Ma poi ci sono i vigili urbani e naturalmente anche i carabinieri. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Una sagoma che ritrae Matteo Salvini con in braccio un bambino di colore che veste un giubbotto di salvataggio. È l'opera provocazione di un artista cubano, Eric Ravelo, apparsa a Venezia in una vetrina della galleria dell'artista Federica Palmarin. La raffigurazione fa parte di un'esposizione che contiene altre provocazioni di artisti contemporanei ed ha attirato molti curiosi, tra cui pare anche una pattuglia della polizia per un breve controllo. Ravelo è stato direttore creativo di Fabbrica, l'agenzia di comunicazione di Benetton, specializzato in immagini shock utilizzate nelle campagne dell'azienda tessile trevigiana. La sagoma in vetrina ha generato critiche ed apprezzamenti anche sul web. E torniamo ora a parlare del tempo. Le ultime settimane sono state le più calde di sempre in provincia di Treviso e queste temperature anomale sembrano non essere destinate ad abbandonarci nemmeno nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. In questi giorni abbiamo vissuto a Treviso una situazione meteorologica veramente straordinaria. Le temperature, il 27, hanno raggiunto valori massimi intorno ai 23 gradi. 23 gradi, ricordo, in Capanina, quindi all'ombra, al sole, a 34-35 gradi. Veramente a memoria d'uomo non si era probabilmente mai verificato. E questo per effetto forte di un anticiclone. Ora questo anticiclone si è già attenuato, oggi abbiamo avuto i primi effetti con il passaggio di qualche nube che però non ha dato grossi effetti se non sui rilievi. La situazione si va ulteriormente normalizzando, ma diciamo subito che le temperature rimarranno per qualche giorno ancora al di sopra della media. Prevediamo comunque per sabato e per domenica inizialmente una velatura del cielo, qualche banco di nebbia in pianura nelle zone interne che poi si attenuerà durante il giorno, quindi assisteremo a degli ampi rasserenamenti. I venti con questa situazione saranno di direzione variabile, piuttosto deboli,
veicoli, le temperature l'abbiamo detto, i valori minimi 3-4 gradi, i valori massimi che comunque raggiungeranno dai 14 ai 16 gradi, che sono più normali ma sono sempre più alti di quello che è la statistica di questo periodo. L'Alto Adriatico è previsto inizialmente, quindi per sabato poco mosso, poi tende al mosso. A seguire poi diamo qualche informazione per la prossima settimana, il tempo assumerà le caratteristiche più tipiche di marzo, quindi con una variabilità che ci accompagnerà quasi tutta la prossima settimana. Non ci saranno grosse piogge, però ci saranno degli annuvolamenti abbastanza regolari che ci interesseranno in diversi giorni, e poi per fine settimana, verso mercoledì, giovedì della prossima settimana, potremmo avere anche un peggioramento più forte, quindi con qualche precipitazione più significativa. È tutto. Ed eccoci anche oggi a parlare del piccolo Joe, sempre più numerose le iniziative di solidarietà affinché il bimbo possa correre come gli altri suoi coetanei. Sempre più vicina la vetta dei 400.000 euro per aiutare il piccolo Joe. Sono così tante le manifestazioni di vicinanza e affetto, i segni concreti di solidarietà per questa famiglia di Piazzola sul Brenta che vuole semplicemente vedere il suo bimbo correre e camminare come tutti i suoi coetanei. In tanti state accogliendo gli appelli lanciati attraverso le nostre telecamere per arrivare alla cifra necessaria all'operazione da fare in Florida. E siamo arrivati a 123.000 euro. Questo cucciolo di guerriero ormai ci ha conquistati tutti, è diventato il nostro piccolo Joe. E tutti noi siamo diventati i suoi zii acquisiti, come zia Morena Martini, la sindaca di Rossano Veneto, che ha organizzato un pomeriggio di sport e movimento il prossimo 9 marzo in palestra con l'incasso delle attività interamente devoluto alla causa e la vendita dei famosi biscotti di Joe. Biscotti che saranno venduti anche durante la prossima partita casalinga dagli zii del Cittadella Calcio. E restando a parlare di pallone, sport preferito del nostro bimbo, dai giallorossi, per voce del capitano dell'FC Bassano 1903, eccolo zio Marco Frachesen, arriva un appello. Invito tutti a continuare ad aiutarlo per fargli realizzare il suo sogno, che sia giocare a calcio, che sia anche solo camminare e correre normalmente, che secondo me ogni bambino dovrebbe averne il diritto, insomma. Un ennesimo invito al nostro microfono che voi telespettatori state cogliendo ora dopo ora. Ricordiamo ancora una volta gli estremi per il versamento. L'Iban lo state vedendo sul vostro schermo, intestato a Erika Molinarolo, con causale diamo il meglio a Giovanni. Ogni giorno voi telespettatori ci stupite con la vostra bontà di cuore. C'è sempre una nuova manifestazione di solidarietà e noi proveremo a raccontarle tutte, perché tutte hanno un solo obiettivo, il bene del piccolo Joe. È stato definito il servizio di navetta che collegherà l'aeroporto Canova di Treviso con il centro della città. A darne notizia nel pomeriggio l'amministrazione comunale, che ha definito i dettagli di questo servizio che dovrebbe avere delle importanti ripercussioni per lo sviluppo anche turistico della città. E proprio continuiamo a parlare di turismo, perché nelle prossime ore Treviso sarà al centro del cinema internazionale. Una nuova produzione ha deciso di realizzare proprio nei primi giorni di aprile una delle grotte del Montello per girare la nuova serie di New Pope di Paolo Sorrentino, e nei prossimi giorni in città si cercano 400 nuovi figuranti. Sentiamo. Chi sei tu, Lenny? Buono e cattivo. Non solo Venezia per le nuove produzioni cinematografiche, ma anche la Marca sembra tornare tra le possibili location per film e serie televisive. Il segnale arriva dalla nuova produzione firmata Paolo Sorrentino. In queste immagini alcuni momenti di The New Pope, che dai primi di aprile si sposterà su una delle grotte del Montello, che per l'occasione diventerà la grotta di Lourdes. La produzione sceglierà martedì e mercoledì prossimi 400 figuranti all'Hotel Continental. Per ogni informazione bisogna accedere all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Uomini e donne dai 18 ai 75 anni, ma anche fotografi professionisti con propria attrezzatura per una presenza davanti alla macchina da presa che sarà regolarmente retribuita. Un evento cinematografico, ma anche un segnale per una forma di attrattiva turistica che la Regione punta a sviluppare investendo su più fronti. In Veneto non abbiamo soltanto Venezia, finalmente si fa conoscere il resto del territorio e diciamo che il veicolo dei film e della cinematografia in generale è fondamentale per veicolare a livello turistico un territorio. Lo abbiamo già visto in altre regioni come ha funzionato. Opportunità che però non deve essere sciupata.
perché se noi partiamo a fare promozione del territoriale e poi non abbiamo posti letto sul territorio, o peggio ancora non abbiamo prodotti turistici da offrire ai turisti che vengono nel territorio magari a vedere quei luoghi che hanno visto per televisione, rischiamo di non dare un buon servizio. 2 le azioni che la Regione sostiene economicamente a fondo perduto fino alla metà dell'investimento. Stiamo dando soldi sia a chi investe nelle strutture ricettive, quindi per ammodernarli, sia a chi crea con il club di prodotto, le reti di impresa, chi crea prodotti turistici nuovi. Può essere il Giro delle Ville Venete, qualcuno per esempio ha vinto, grazie al nostro bando, ha creato un club di prodotto sulle Ville Venete, quindi il giro di tutte le Ville Venete all'interno ovviamente della nostra regione. Torna questa sera a 40 il programma che ha aperto l'archivio delle immagini di Antenna 3, ospiti di questa puntata, l'allora dirigente della Sanremo ed oggi dirigente delle case di riposo di Treviso Luigi Caldato, lo storico pubblicitario di Antenna 3 Roberto Paladin ed il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Tanti filmati e i servizi dell'epoca che rivedremo. Uno ve lo anticipiamo, ora è del 1986 e riguarda un concorso Voci Nuove per Sanremo. Vediamo. Più che sognare la California, questo pugno di ragazzi sogna Sanremo. Eh sì, quel palcoscenico della Riviera Ligure fa ancora sperare che ha grandi progetti per il futuro nel mondo delle 7 note. I più di 100, infatti, questa mattina, tutti giovanissimi, hanno partecipato alla selezione triveneta per il concorso Voci Nuove di Castrocaro Terme. Per tutti il sogno che dura da una vita, professione, cantante. La selezione si è svolta al Teatro Accademico di Castelfranco. Il tuo sogno per il futuro? Fare Sanremo. Ma il nostro sogno, noi suoniamo per passione, ci piace tanto la musica, suoniamo parecchie ore al giorno, speriamo bene insomma. Solo pochi di loro potranno aprire le porte di Castrocaro e saranno scelti da una giuria tra qualche giorno. Poi i 2 vincitori approderanno a Sanremo. Sarà Whitney Houston o Madonna, dopo il recentissimo successo italiano, il modello di queste ragazzine? Forse né l'uno né l'altro, ma intanto le corde vocali si tendono e vibrano in attesa che il sogno riposto nel cassetto si avveri. Il basket, ora Coppa Italia, Treviso Basket vola in semifinale battendo Latina 100-87, proprio di basket torneremo a parlare tra pochissimo a 20:10, ospiti in studio Roberto Rizzo, presidente del Consorzio Universo Treviso e Giovanni Favaro, direttore generale di Treviso Basket. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, il meteo, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Locali addensamenti solamente al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature molto miti, minime comprese tra 1 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori.
Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.